finisce a martellate, voleva ucciderla, così ai poliziotti. L'anziana madre, il fatto a Mestre, in via Bissuola, la figlia è ricoverata in prognosi riservata. Incendio in una struttura alberghiera di Jesolo utilizzata da tempo come dimora dei senza tetto. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per riuscire a domare le fiamme. Ha occupato l'appartamento di un anziano a Jesolo mentre lui era ricoverato in ospedale. L'incubo è finito grazie all'intervento della polizia locale. Sergio Mattarella bis è rieletto con 759 voti, risultando il più votato dopo Pertini. Stamattina abbiamo chiesto alla gente cosa ne pensa riguardo alla nostra inchiesta condotta in Piazzale Roma. È arrivata l'ufficialità, anche Chioggia è nella lista delle 10 città candidate a Capitale della Cultura Europea 2024. Smog a Venezia, anche oggi allerta 2, cioè codice rosso, lo comunica l'ARPAB per la concentrazione di PM10 in atmosfera. Prossimo controllo mercoledì 2 febbraio. La Guardia di Finanza cerca nuove leve e lo fa con 2 concorsi. La richiesta è elevata, ma dal nord i numeri sono ancora in minoranza rispetto al sud. TG Venezia, buonasera, ben ritrovati. Partiamo come sempre dal sondaggio. Il lunedì sera, lo sapete, torna Ring 21:15, puntata tutta dedicata al Quirinale con la rielezione di Mattarella. Il sondaggio, la domanda che vi proponiamo per questa sera è questa: Lega, dopo il Quirinale, finita la leadership di Salvini? Se la vostra risposta è affermativa, componetelo 0422 16 26 691, se è negativa lo 0422 16 26 690. La chiamata è gratuita, il vostro voto viene sempre registrato, l'esito del sondaggio ovviamente nel corso della puntata di Ring di questa sera. E partiamo con la cronaca. Nei titoli l'avete sentito: la violenza di una mamma nei confronti della figlia che si trovava a casa in smart working. La presa a martellate, la donna quarantenne è in prognosi riservata. Volevo ucciderla. Così ai poliziotti dopo aver preso a martellate in testa la figlia 47enne Novax, da tempo a casa in smart working. Lei, la mamma 81enne, esasperata dalle continue tensioni con la figlia per le divergenti opinioni, si è giustificata così ai poliziotti, intervenuti dopo essere stati chiamati dai vicini, allarmati dalle urla disperate della figlia, riuscita a scappare dalla furia della madre fuggendo in strada sanguinante. Il fatto a Mestre, in via Bissuola, ieri pomeriggio intorno alle 14:30. E qui in via Bissuola oggi tutti parlano di questo fatto di cronaca a dir poco sconcertante, visto anche l'esito con la figlia ricoverata in rianimazione, in terapia intensiva. Comunque lei la signora la conosce? No. Penso che il Covid sicuramente non abbia contribuito all'aiuto psicologico, insomma, delle persone. Gli agenti delle volanti giunti sul posto hanno arrestato per tentato omicidio l'anziana. Cosa ne fanno in arresto? A 81 anni è già condannata di sé, poretta. Cosa vuoi che facciano? A un'età così la metteranno in un centro specializzato, non possono mica mettere in galera una persona di quell'età. Per la mamma 81enne disposti gli arresti domiciliari, la figlia è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Sì, è allucinante questo fatto e speriamo, anche un problema secondo me proprio della società in cui viviamo, che molta gente è lasciata sola. Ci sono dei problemi di fondo che devono essere risolti e che sicuramente non si risolvono colpendo in testa la figlia con un martello, cioè non è una cosa che non va bene. Incendio in una struttura alberghiera, siamo a Jesolo, i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per riuscire a domare le fiamme, le immagini. Paura per un incendio divampato ieri sera a Jesolo in via Gorizia, all'interno dell'Hotel New Express, in disuso da tempo, ma frequentato da senza tetto che lo utilizzano per trovare riparo.
Poco prima delle 21 i vigili del fuoco sono accorsi sul posto con squadre da San Donà, Mestre, Treviso e Padova, con 3 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale e 23 operatori per domare le fiamme e verificare che non ci fosse nessuno all'interno. Sembra che l'incendio si sia sviluppato negli ex locali del ristorante per poi estendersi su gran parte dell'immobile. Le verifiche dei vari locali per escludere la presenza di persone all'interno sono durate fino alle 2. L'hotel, seppur chiuso, era già stato interessato da un altro incendio lo scorso ottobre. È stato ricoverato per 2 settimane e nel frattempo l'appartamento in cui vive in via Antiche Mura a Jesolo è stato occupato. Vittima della vicenda un uomo di 70 anni, l'incubo è finito nei giorni scorsi quando, una volta rientrato, grazie all'intervento degli agenti della polizia locale, la coppia che aveva occupato l'appartamento comunale, si tratta di 2 quarantenni, un italiano e uno straniero, è stata cacciata. Il 70enne così ha potuto riprenderne possesso. Siamo alla politica con il Mattarella bis, questa rielezione che tanto ha fatto discutere. Che cosa ne pensano i veneziani? Gliel'abbiamo chiesto in Piazzale Roma. Sei soddisfatta intanto del Mattarella bis? Io sì, sinceramente. Poi i governi sappiamo che purtroppo le dinamiche sono complesse, però io sì, personalmente. Per me è stata una delusione, nel senso niente da dire sulla persona Mattarella, che stimo e rispetto, però il Parlamento ha offerto una pessima immagine. Se dopo 7 anni non essere riusciti a tirar fuori un nome nuovo non è un bel segnale, insomma. Per quello che so preferisco Mattarella, però non è che ci capisca più di tanto, non ho più seguito, sono sincero. Tu hai seguito comunque questa settimana molto concitata. Abbastanza, sì. Ecco, che idea ti sei fatta di questa crisi anche della politica italiana? È una crisi pesante secondo me, e non riusciamo ad andare a votare. E mi sembra che un governo che faccia un po' fatica a stare dietro a dare una risposta insomma ragionevole a tutte le sfide che ci stanno venendo incontro, anche e soprattutto di tipo economico. Che secondo me era tutto quanto programmato. Secondo me sì, doveva già essere lui all'inizio. Hanno fatto un po' i giochetti di scegliere altre persone, ma alla fine si sapeva che tornava lui. Quindi dice che anche Mattarella ha fatto un po' il anche secondo me sì, è stato un po' così. Se ci piaceva pensare che voleva era andare via, era stufo, invece sotto sotto, perché tanti altri nomi, diciamo, abbastanza impegnativi non ce n'erano, quindi era l'unico rimasto. E tra i nomi che sono spuntati nel frattempo, anche con molte donne alla candidatura al Quirinale, quale? Quello che a lei sarebbe piaciuto vedere proprio lì? Nessuno ha fatto il nome che sarebbe piaciuto a me. E lo dica adesso, qual è? Elsa Fornero, un nome controcorrente anche? Sì, controcorrente sì. Ma la rispetto molto perché ha fatto delle scelte impopolari e tutti hanno addossato a lei la responsabilità di quelle scelte, ma erano indispensabili per salvare un po' il sistema pensionistico del paese. Sinceramente l'idea di avere una donna era interessante per quanto mi riguarda, perché vorresti sempre che qualcuno identificarti in qualcuno. Però mi sembravano più preoccupati del fatto che si potesse andare alle elezioni anticipate e quindi perdere eventualmente il seggio, visto che hanno votato la riforma del Parlamento con il taglio dei parlamentari, piuttosto che di assicurare una guida al Paese. Mi auguro che mettano gli italiani in condizioni più agevolate, con le scuole, con i bambini, con tutto, insomma, quindi grazie. Inquinamento e aria malsana, l'ARPAV comunica il mantenimento del livello di allerta 2. Siamo al rosso per la concentrazione di PM10 in atmosfera sul territorio del Comune di Venezia, come è ormai da settimane. Il livello sarà valido fino al prossimo giorno di controllo che è previsto per il 2 di febbraio, quando verrà emesso un nuovo bollettino. Dunque permangono tutte le restrizioni previste per il livello di allerta rosso. E siamo alla capitale della cultura 2024. Chioggia passa la prima selezione ed è ufficiale. Chioggia è candidata a Capitale della Cultura Europea 2024. La città rientra nella rosa delle 10 papabili. Ascoli Piceno, Grosseto, Mesagne, Pesaro, Sestri Levante con il Tigullio, Siracusa, Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento, Viareggio e Vicenza.
Il progetto presentato dalla città lagunare è stato valutato da una commissione nominata dal Ministero della Cultura e composta da 7 esperti del mondo della cultura, arti, valorizzazione territoriale e sarà oggetto di approfondimento nel corso di un'audizione pubblica il 3 marzo. Entro il 15 poi la commissione proporrà al Ministro della Cultura Franceschini la candidatura ritenuta più idonea. Da settimane protagonista sulla stampa internazionale, Chioggia dimostra con questa candidatura di poter essere interpretata ben oltre la definizione di piccola Venezia, il commento del presidente Zaia. Collocata in un'area geografica unica al mondo, continua, in cui la dimensione ambientale si intreccia con quella culturale, custodendo perle sconosciute come la torre dell'orologio del campanile di Sant'Andrea, che conserva l'orologio da torre più antico al mondo, tuttora funzionante. Nuove regole, da domani è necessario il Green Pass base, almeno per entrare all'interno delle poste. Poste Italiane ha predisposto una serie di modalità per la verifica della certificazione verde. Ve le spieghiamo nel prossimo servizio. Anche per accedere agli uffici postali in Veneto come in tutto il territorio nazionale occorrerà esibire il Green Pass, almeno quello base. E Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo. Negli uffici postali dotati dell'apparecchio che funge da gestore delle attese, i cittadini potranno mostrare il QR code all'ingresso. Una volta validato, il display consentirà di scegliere l'operazione da effettuare e prendere il ticket necessario per presentarsi allo sportello. Negli uffici che questo apparecchio non ce l'hanno, sarà invece direttamente l'operatore allo sportello a verificare il Green Pass attraverso il lettore scanner che ne confermerà la validità in tempo reale prima di procedere con i servizi richiesti. Nei prossimi giorni chi prenoterà l'appuntamento utilizzando le app di Poste Italiane potrà dimostrare la validità del Green Pass direttamente sulla app. La stessa possibilità non avranno invece coloro che prenoteranno sul sito poste.it, che saranno controllati direttamente all'ufficio postale. Dando questo ventaglio di possibilità, Poste conta di evitare che le verifiche, obbligatorie per legge, creino code e lunghe attese. La Guardia di Finanza sta cercando nuove leve, pochi i candidati però che arrivano dal nord. Con scadenza 14 febbraio e 17 febbraio per la presentazione delle domande. La Guardia di Finanza cerca nuovi ufficiali e lo fa attraverso 2 concorsi. Il primo per reclutare 66 allievi diplomati, il secondo per altri 15 già in possesso di laurea per un ruolo tecnico-logistico amministrativo. Le domande da effettuare tramite il sito della Guardia di Finanza sono già numerose, resta sempre minore però la richiesta dal nord. Col tempo la percentuale ad esempio di domande che proviene dal nord Italia è in aumento, ma in realtà è inferiore rispetto alla percentuale di ragazzi che provengono dal centro Italia e dal sud. Probabilmente perché magari ci sono anche altre possibilità per un ragazzo del nord Italia di approcciarsi subito all'ambiente lavorativo già dopo il diploma. Entrare nelle Fiamme Gialle di certo richiede impegno e sacrificio. Oltre all'aspetto caratteriale, perché è ovvio che a 18 anni è necessaria già un'attitudine e una, diciamo, sicurezza dal punto di vista caratteriale, ci sono anche delle prove di carattere fisico che per un ragazzo mediamente allenato non sono proibitive, ma che comunque necessitano di un minimo di allenamento. Dal 2000 anche le donne possono partecipare alle selezioni. Ovviamente essendo iniziata da poco l'epoca degli arruolamenti, quindi solo dal 2000 è normale che siamo ancora poche, ma in aumento, quindi mi auguro anche appunto nella mia veste femminile di promuovere anche la partecipazione di appunto personale femminile, proprio perché possiamo rappresentare quel valore aggiunto. Vi diamo una notizia che è di queste ore: la morte a causa di un grave infortunio sul lavoro di un lavoratore che lavorava per un'impresa esterna alla Pilkington di Porto Marghera. Il lavoratore, di cui purtroppo ancora non conosciamo l'età, sarebbe venuto a mancare appunto a causa delle gravi ferite riportate mentre stava utilizzando una pala meccanica nel pomeriggio di venerdì 28 gennaio. La notizia è stata comunicata dal sindacato, dalla Fintem della CGIL. Richiesta del delegato del sindaco alle isole dell'estuario veneziano Alessandro Scarpa Marta, il quale ringrazia l'ULSS 3 Serenissima, ma esprime anche la necessità che il centro tamponi aperto a Pellestrina venga rinforzato. Vediamo.
Il centro tamponi di Pelestrina, aperto da RULS 3 Serenissima, è un grande passo avanti, ma ora che c'è ha bisogno di un potenziamento. La richiesta porta la voce ufficiale del delegato del sindaco alle isole, Alessandro Scarpa Marta. È stato aperto il punto tamponi anche nell'isola di Pelestrina, un ringraziamento al personale sanitario che sta lavorando e al direttore dell'ULS. È anche vero però che la popolazione chiede che ci sia un potenziamento, specialmente al pomeriggio, con la figura di un infermiere per poter soddisfare le esigenze di 4.000 abitanti. Spesso si formano delle code, quindi c'è bisogno di potenziare il servizio. Oltre che appunto al centro tamponi qui in distretto sanitario, che fa i tamponi molecolari e di terza generazione. Scarpa guarda anche alle altre isole in questa emergenza Covid, da Murano, Revignole fino a Sant'Erasmo. C'è in isola anche la possibilità di fare i tamponi normali in farmacia dell'Ames. In questo caso è aperto per 4 giorni a settimana, grazie appunto alle segnalazioni dei cittadini, all'interessamento dell'Ames e della municipalità e del Comune di Venezia. È importante anche risolvere il problema nelle isole della Laguna Nord, presso il distretto sanitario di Murano, per fare in modo di soddisfare le esigenze delle isole di Sant'Erasmo, di Burano, delle Vignole e di Murano. Quindi va trovata una soluzione anche presso il distretto sanitario di Murano, sperando appunto che la situazione si risolva il prima possibile. Da Pelestrina andiamo a Spinea, che festeggia finalmente l'inaugurazione e l'apertura della nuova piscina comunale. Ci sono voluti 40 anni di attesa per giungere a questo momento. E quindi ero bambina quando si parlava e si prospettava questo tipo di servizio per la città di Spinea. Al taglio del nastro della nuova piscina comunale di Spinea c'era anche il campione paralimpico Luigi Beggiato, 2 medaglie d'argento e un bronzo nel nuoto a Tokyo 2020. Assente Federica Pellegrini, nata e cresciuta qui a Spinea, ma giustificata perché è impegnata in Cina per le Olimpiadi invernali quale membro del Comitato Olimpico Internazionale. È un'emozione, una gioia che siamo arrivati a questo risultato grazie veramente a una proficua collaborazione fra l'intervento privato e quello pubblico. E questo è un intervento che deve sostenersi da solo, perché è un intervento, ricordiamolo, privato, anche se gestito come impianto pubblico per 30 anni. E questo centro, sia per quanto riguarda l'ambito acqua, sia per quanto riguarda l'ambito spogliatoi, è in grado di ospitare oltre 120 persone in contemporanea. 7.000 metri quadrati l'area occupata dalla piscina presente nel nuovo edificio, che si sviluppa per la maggior parte su un unico piano. 3 le piscine presenti, la semi-olimpionica di 25 metri con una profondità che varia da 1,35 m a 1,65 m. Una seconda vasca didattica di 12 metri per 6 e ancora una vasca più piccola dedicata alla riabilitazione per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Vogliamo investire su questo territorio che ha una posizione di centralità nella città metropolitana e poter garantire quindi a tutti i nostri cittadini uno spazio, non solo adesso per lo sport, ma in generale per servizi, decisamente attrattivo. Sta avendo un grandissimo successo il film Il bambino nascosto di Roberto Andò, che ha chiuso lo scorso settembre la mostra del cinema di Venezia. Ecco che cosa avevano detto i protagonisti poco prima di salire sul red carpet al Lido. Venezia è nel cuore di Silvio Orlando, sentite perché. A Venezia io sarò venuto, non so, 60 volte, ho perso il conto. E devo dire che è una città che non finisce di sorprendermi, di una magia che non si esaurisce mai e che si rinnova sempre. Io qua a Venezia mi sono anche sposato, per dire, no? Quindi l'ho anche vissuta da quel punto di vista, ed è una città che ogni volta che ci vengo dico: ma sono io veramente che sono qui o è un fotomontaggio? Il film di Roberto Andò, Il bambino nascosto, che ha concluso fuori concorso la 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, sta avendo un grande successo al botteghino. Ecco cosa ci avevano confidato i protagonisti principali del film. Giuseppe è nato all'interno del film, seguendo un po' la storia anche, perché abbiamo girato in sequenza, no? Le scene dell'appartamento sono girate tutto secondo lo scorrimento naturale della storia, quindi questo nostro rapporto è cresciuto
poco alla volta, così ci siamo annusati per un bel po' e poi dopo alla fine è andato veramente un rapporto affettuoso come quello dei personaggi che vediamo sullo schermo. Devono uscire un paio di progetti che ho fatto durante l'anno, sono alcuni film, qualcuno per Rai 1, qualcuno per il cinema. Sì. La gente va riportata nelle sale perché l'esperienza di condividere una storia insieme è irripetibile. Stasera non perdete Ring, la politica alle corde. Gli ospiti di Ferdinando Avarino saranno il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, poi per Fratelli d'Italia il senatore Luca De Carlo, Italia Viva con l'onorevole Sara Moretto e poi la Lega con il vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, Sergio Giordani, sindaco di Padova e Valentina Visentin, giornalista collega del gruppo Media Nord-Est. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, dopo di noi il TG di Treviso. Arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al Meteo. Il mese di febbraio si apre senza novità sul nostro territorio, ancora bel tempo grazie all'alta pressione. Vediamo insieme il dettaglio di martedì. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, la grafica infatti evidenzia un ampio soleggiamento ed in effetti sarà proprio così, cielo sereno poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento, possibili deboli nevicate sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, 1 grado a Venezia, massime in aumento sui 10-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo qualche nube al mattino sulle zone di pianura, a seguire tanto sole dappertutto. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, locali nevicate sui confini alpini. Temperature minime intorno a -2, -1 grado, massime sugli 11-12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.